La sensazione è che negli ultimi anni ci sia stata una vera e propria invasione di gay, extracomunitari e rotatorie. Mentre però vedo finalmente una certa dimestichezza nell'approcciarsi alle prime due categorie, non posso dire lo stesso per quanto riguarda le rotatorie. Proverò a fare un po' di chiarezza sull'uso delle frecce. Caso 1. Per prendere la prima uscita a destra dovrò mettere la freccia a destra per poi uscire. Semplice come un buongiorno. Caso 2. Per prendere la seconda uscita, qualora la direzione fosse dritta rispetto alla provenienza, non metterò la freccia quando entro in rotatoria, ma appena passo la prima uscita metterò la freccia a destra per poi uscire. Facile, niente panico. Caso 3. Per prendere una seconda uscita spostata più a sinistra rispetto alla mia provenienza, o una terza o una quarta avanti, metterò, entrando nella rotatoria, la freccia a sinistra per poi mettere la freccia a destra appena dopo aver superato l'uscita che precede quella che devo imboccare. Chiaro, no? Ora potete scatenarvi e scannarvi nei commenti per discutere delle diverse tipologie di rotatorie con le varie eccezioni e affrontare la delicatissima questione di quale corsie prendere e non prendere qualora ce ne fosse più di una a seconda dell'uscita da imboccare. Tema che io non ho potuto affrontare in questo reel perché il Topolino è un quadriciclo leggero e quindi si deve comportare come un ciclomotore, mantenere sempre la destra. Tu sei extracomunitario, Sì. non ancora italiano. No, Nicola, no. gay, Sì. però comunque la gente finalmente si sa comportare con noi. Con le rotatorie ancora niente.